Campionato della Coppa Italia non danno tregua alla Nuorese, i verdiazzurri domani saranno di scena a Castiadas per il primo turno della competizione. Intanto ritorniamo sulla vittoria per 1-0 sull'Ostia Mare con i commenti di due protagonisti, il centrocampista Enrico Veracchi e l'attaccante Giovanni Tuppuni. Era importantissimo vincere perché comunque c'era ancora un po' di amarezza per la sconfitta nel derby con l'Arzachena. Siamo stati bravi già dall'inizio a interpretare bene la gara e quindi siamo contenti, è una bellissima vittoria, adesso ci prepariamo già per domenica prossima. Loro erano un'ottima squadra con delle individualità importanti come il numero 7 che è un ottimo giocatore, però abbiamo preparato bene la gara e come hai detto tu magari potevamo chiudere sicuramente la partita prima, abbiamo sofferto, però l'importante è che siamo riusciti a portare a casa i 3 punti. Dobbiamo continuare così, ma come abbiamo sempre fatto, magari domenica scorsa è stato un incidente di percorso, però dobbiamo continuare così, con questo spirito, questo atteggiamento e sono sicuro che andrà alla grande. È stata una bella partita, molto combattuta, lo Stemma era una buona squadra, sono forti soprattutto secondo me sugli esterni, ma siamo riusciti diciamo, a tenere il risultato e secondo me il risultato è anche giusto per come abbiamo giocato e per come abbiamo ottenuto questo risultato. Alla fine potevo segnare, però non è questo l'importante è che abbiamo vinto anche 1-0, che abbiamo ottenuto 3 punti e che diciamo, otteniamo 3 punti molto importanti per scalare la classifica.